Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Continua senza tregua la protesta degli agricoltori siciliani. Questa mattina nuovo presidio sulla statale 189 tra Agrigento e Palermo. In marcia un lungo e rombante corteo di trattori. Sempre più minori violenti, servono azioni concrete. Don Fortunato Di Noto lancia il suo appello affinché non ci si limiti alle parole nella lotta contro la violenza sui minori. La giovanissima vittima dello stupro di Gruppo di Catania chiede giustizia e non vendetta. Uomini e mezzi in azione in via Etnea e via Caronda a Catania per la ripulitura delle strade dalla cera lasciata dopo la festa di Sant'Agata. Con 40 ore di diretta Antenna Sicilia e Telecolor si affermano come le emittenti più viste a livello regionale. Numeri altissimi anche per lo streaming della siciliaweb.it. Resta ancora ignoto il vincitore di 1 milione di euro a Palermo con il Super Enalotto. Gli auguri dei titolari della fortunata ricevitoria. Sta meglio la bimba di 8 anni ustionata a scuola Vittoria e ricoverata in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania. La famiglia ha presentato denuncia. La Sicilia che canta a Sanremo è rappresentata dal Volo, un'esplosione sentimentale sul palco dell'Ariston che ha convinto anche la radiofonia. La loro capolavoro segna il ritorno del trio al festival dopo 5 anni. Calcio, mal di trasferta per il Catania che cade anche a Picerno. Per i rossazzurri è la 10ª sconfitta in campionato, resta solo la Coppa Italia. E continua senza tregua, l'abbiamo detto nei nostri titoli, la protesta degli agricoltori siciliani. Questa mattina abbiamo seguito il nuovo presidio al bivio Tumarrano sulla statale 189 tra Agrigento e Palermo. È andato per noi Davide Sarto. Non si placa, anzi tutt'altro, la protesta dei trattori degli agricoltori siciliani che si sono uniti a quelli del resto d'Italia contro le politiche di settore dell'Unione Europea e per difendere la dignità del proprio lavoro. Alla mattina di oggi la rabbia di agricoltori e allevatori è approdata sulla statale 189, lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo, verso cui ha marciato un lungo e rombante corteo formato da decine di trattori provenienti dai comuni dei Monti Sicani, ma anche dall'Ercara Friddi e Castronuovo di Sicilia nel Palermitano. Poi la sosta ed il presidio permanente al bivio Tumarrano nei pressi degli ingressi per San Giovanni Gemini e Cammarata. Chiediamo sia alla Regione che al Governo nazionale sia un tavolo tecnico con gli agricoltori, un tavolo tecnico permanente, la riformulazione della PAC perché così come non ci aiuta, lo stato di calamità per la Regione Sicilia perché è da giugno che purtroppo le condizioni meteo non sono a favore nostro. In queste comunità piccole le aziende agricole sono il sostegno dell'economia, quindi devono capire che se moriamo noi muore un'economia. Siamo molto delusi di questo Stato che ci ha portato a questo punto. Noi facciamo tanti sacrifici, siamo qua a protestare per il bene di tutti noi e il bene dei nostri figli. Inevitabile il ritardo, se non lo stop al transito lungo la 189 verso i capoluoghi dell'isola come Palermo e Agrigento. I disagi alla circolazione stradale non sono mancati. Sul posto hanno vigilato carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani. Torniamo allo stupro di Gruppo a Catania. La giovanissima vittima chiede giustizia e non vendetta. Don Fortunato Di Noto dell'associazione Meter dice sempre più minori sono violenti, basta con i convegni, adesso servono azioni concrete. Giusy Lazzara. L'orrore per lo stupro di Gruppo a Catania. La giovanissima ragazza, appena 13 anni, ha raccontato tutto ai magistrati e nonostante lo smarrimento ha detto di voler giustizia e non vendetta. La sua testimonianza non resta inascoltata, dice Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, da sempre vicino ai minori abusati. Supereroe, chiamiamola così, ecco, una ragazza che è stata capace di poter accogliere il dramma ma non prendere i fucili o le forche o puntare il dito su una cosa che lei ha subito, e questa è una grande maturità che io spero debba essere accompagnata, sostenuta sempre. Non lasciamo sola questa ragazzina. La violenza di gruppo segnale di un disagio giovanile che cresce. La violenza di minori su minori è in costante aumento. Oggi si richiede
forse meno convegni ma più azione concreta per una prevenzione ed una attenzione a questi fenomeni che, credetemi, dall'esperienza che abbiamo come associazione Meter, centro Meter, sono estremamente devastanti per chi li subisce. È il momento del dolore e della rabbia. Oggi pomeriggio un sit-in sotto la prefettura di Catania della CGIL e delle associazioni delle donne per chiedere al prefetto più presidi e attenzione contro la violenza. A Favara, siamo in provincia di Agrigento, litiga con il fratello e lo colpisce con un coltello da cucina alla schiena. A 17 anni l'adolescente che è stata denunciata dai carabinieri alla procura del Tribunale per i minorenni di Palermo. L'ipotesi di reato contestata è lesioni personali aggravate. La ragazza a quanto pare aveva già più volte litigato con il fratello. Lei doveva studiare e lui continuava a giocare facendo rumore con la PlayStation. Il 16enne ferito è attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con prognosi riservata. La coltellata è arrivata tra cuore e polmone. Alla festa di Sant'Agata, che appunto è stata archiviata praticamente da poco più di 24 ore, si lavora incessantemente per rimuovere la cera adesso dalle strade interessate dal passaggio del Fercolo. Uomini e mezzi in azione a Catania, dove è alto il rischio anche per i pedoni. Sentiamo Tonino De Mana. Da un lato Sant'Agata e le sue suggestioni, dall'altro la cera e il traffico impazzito, per non parlare delle strade scivolose che richiedono prudenza e attenzione anche e soprattutto a piedi. Per tradizione, nelle ore successive alla festa scatta il piano per rimuovere tonnellate di cera da via Etnea e via Caronda. Si lavora incessantemente dal rientro della Santa in cattedrale per ripulire le strade, in particolare nel perimetro di piazza Cavour. Operai e squadre specializzate con ogni mezzo si alternano con turni H24. Si tratta di operazioni delicate che richiedono trattamenti dall'idrogetto al cannello, dalla spazzatrice alla ramazza. A seguire in prima persona le operazioni c'è il direttore dell'8 di Gema, Fabrizio Patania. Quest'anno abbiamo registrato, visto il numero di presenze, una notevole quantità di cera a terra in tutto il percorso, in particolare in via Caronda e piazza Cavour. Quindi le operazioni sono particolarmente onerose, ma con l'ausilio del lavastrade e i cannelli stiamo riuscendo a rimuovere H24. Completata la rimozione della cera si passerà al grip test, sopra del quale si potrà procedere all'apertura delle strade. Sembra di camminare sul ghiaccio anche sui marciapiedi, dove è un'impresa persino stare in equilibrio. È capitato anche tempo fa che sono scivolata, non quest'anno però, altri anni passati, però sì, sto camminando e sto cercando di puntare i piedi per non scivolare. Il marciapiede, essendo diciamo un po' più scivoloso già di per sé come cementazione, tende ad essere più scivoloso, infatti molte persone oggi slittavano. È veramente scivoloso, è come camminare sul ghiaccio. Mica tanto, perché io sul ghiaccio ho camminato tante volte. Abbiamo visto tante cadute nel giro di pochi minuti. E mancanza di esperienza. Molte le cadute, a tal proposito si consiglia la massima prudenza, almeno per i prossimi giorni, quando gli effetti collaterali della festa saranno smaltiti. E tra poco nel nostro Sicilia 24 Focus, il nostro approfondimento dopo il telegiornale, verrà tracciato un bilancio proprio della festa di Sant'Agata con Lorena Dolci in studio. Ci sarà il collegamento con il parroco della cattedrale Barbaro Scionti, in studio anche la collega Adelaide Barbagallo. Se naturalmente avete voglia di fare arrivare i vostri messaggi per commentare, per fare anche voi un bilancio di questa festa, potete mandare i vostri messaggi al 342 7455 005. L'appuntamento alle 14:30 su Telecolor, ma anche in streaming sulla Sicilia Web. È un bilancio per quanto riguarda l'esito di una maratona televisiva che vi abbiamo proposto nei giorni della festa, ovvero Devoti tutti. Lo facciamo anche noi in questo servizio di Adelaide Barbagallo. Le reliquie di Sant'Agata sono tornate nella cameretta che le custodisce in cattedrale a Catania. I grandi festeggiamenti di febbraio in onore della patrona si sono conclusi. Giorni intensi segnati dalle lunghe processioni che hanno visto la partecipazione di migliaia di devoti e dallo straordinario impegno di Antenna Sicilia e Telecolor per consentire ai telespettatori di poter seguire da casa. Oltre 40 ore di dirette televisive e una macchina organizzativa che ha visto in campo decine di giornalisti, collaboratori
attori, operatori di ripresa, registi, tecnici e amministrativi. L'impegno e la professionalità di ciascuno sono stati premiati con ascolti da record anche quest'anno. Antenna Sicilia e Telecolor sono state le 2 emittenti più viste in assoluto a livello regionale. Numeri altissimi ha registrato anche lo streaming della Sicilia Web, che ha consentito la visione nel mondo della festa di Sant'Agata. Tantissimi i messaggi e le attestazioni di stima ricevuti sui nostri social. Il successo riscontrato e ottenuto ci riempie di orgoglio, ci sprona a fare sempre meglio. Grazie per averci premiato, grazie per il vostro affetto, grazie per aver compreso la professionalità e gli eccezionali mezzi che abbiamo messo in campo. Un ringraziamento va anche ai molteplici partner commerciali che hanno creduto nel progetto Devoti Tutti e che hanno manifestato soddisfazione per gli importanti e immediati riscontri ottenuti. E c'è un milionario in più in questo momento in Sicilia, è a Palermo, perlomeno si presume lo sia, perché c'è stata una vincita di €1 milione proprio a Palermo con il Super Enalotto. I titolari della ricevitoria dicono non sappiamo chi sia, ma gli auguriamo il meglio. Marco Gullà. Una vincita da capogiro, di quelle che ti cambiano la vita. La fortuna bacia Palermo. In questa ricevitoria di via Castellana è stato vinto circa €1 milione. Il fortunato vincitore ha centrato un 5 stella e un 5 normale. Una super vincita ed è caccia anche al fortunato. La vincita è avvenuta con una schedina semplice da valutare adesso l'importo, se è da €3, se è da €6, con il Superstar. Quindi è stato un 5 più stella più un 5 punti. Per un totale di €1 milione. E caccia adesso al fortunato, come sempre. Ma sicuramente, magari per qualche giorno si farà sentire, per adesso ci ha mandato solo messaggi di ringraziamento. Nel quartiere non si parla d'altro, chi ha vinto, ma al momento nulla trapela. Qua vengono molte persone a giocare e quindi noi non abbiamo neanche idea di chi sarebbe potuto venire a fare questa giocata. Però di solito vengono tranquillamente, giocano, vincono, rivengono di nuovo, si sparge la voce e qua abbiamo abbastanza clientela molto assidua a giocare. Magari è ancora una schedina fortunata, chi lo sa. Speriamo, dai. Auguriamo il meglio sempre a tutti. E sta meglio e non corre pericolo di vita la bimba di 8 anni ustionata nella scuola primaria Foderà di Vittoria lo scorso 30 gennaio. La bambina è ancora ricoverata in terapia intensiva al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. Intanto la famiglia ha presentato una denuncia. Emanuela Corsi. Sono stabili le condizioni della bambina di 8 anni ustionata nella scuola primaria del plesso Foderà a Vittoria, nel Ragusano, lo scorso 30 gennaio, quando dalla valvola di un termosifone è uscita dell'acqua ad alta temperatura che l'ha colpita alle gambe e ai glutei. La piccola, che ha riportato ustioni di secondo grado, si trova ricoverata nella terapia intensiva del centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le ustioni sono di secondo grado intermedio agli arti inferiori e quindi viene seguita sia dal punto di vista della terapia infusionale che viene prevista in questi casi, sia con delle medicazioni che noi facciamo in anestesia generale per ridurre al massimo il dolore delle prestazioni. La bambina psicologicamente come sta? Allora, le ripeto, l'infortunio è sempre un evento traumatico. Aggiunga però comunque che noi nel nostro centro, noi insieme al bambino abbiamo ricoverato la madre e quindi lei è assistita H24 dalla mamma e quindi sicuramente da questo punto di vista la presenza della mamma sicuramente rasserena molto. I genitori della piccola intanto hanno presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa per chiedere chiarezza e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto a scuola. I legali hanno richiesto anche la documentazione sulla condizione e sulla manutenzione degli impianti termici. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Andiamo alle agenzie. Un uomo di 72 anni di Monreale, siamo a Palermo, è morto questa mattina mentre stava eseguendo alcuni lavori con un escavatore nel terreno di famiglia che si trova a Pioppo nei pressi della statale 186. Il mezzo si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dall'escavatore e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono arrivate nella zona con l'elisoccorso, però purtroppo per il pensionato non c'è stato nulla da fare.
E adesso alla politica, prove tecniche di unità fra le formazioni di opposizione al governo di centrodestra in Sicilia, PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord, andranno separati alle urne per le europee a giugno, ma questo li unisce nella battaglia a Sala d'Ercole contro la riforma delle province. Sentiamo Mallio Viola. Uniti contro la riforma delle province, ma separati alle urne a giugno. Le opposizioni si incontrano in Sicilia per dar vita a un fronte comune in vista della battaglia che animerà ulteriormente la discussione in aula a Sala d'Ercole sulla riforma delle province, già cominciata ieri. Sono prove generali per ritrovare l'unità del Movimento 5 Stelle con PD e Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Per assurdo l'unità delle opposizioni si trova grazie alla decisione di andare invece separati alle urne. Sarà battaglia dunque contro la riforma delle province che la maggioranza sta discutendo in aula. Le opposizioni annunciano la richiesta di voto segreto ad ogni emendamento fondamentale. Un atteggiamento ostruzionistico ma che tende anche a far emergere le tensioni fra Fratelli d'Italia e gli altri alleati del centrodestra. La riforma, secondo PD, 5 Stelle e uomini di De Luca, è soltanto un poltronificio. La rinascita delle province non verrebbe realizzata nell'interesse dei servizi ai cittadini. Ma la vera battaglia è sull'intenzione del centrodestra di andare alle urne per le nuove province contemporaneamente alle elezioni europee di giugno. Questo favorirebbe i partiti nazionali a discapito delle formazioni locali. Così Sud chiama Nord scende a fianco di PD e 5 Stelle che, andando separati al voto fra di loro, vedono in questo election day un pericolo, così come gli uomini di De Luca. Ho detto più volte ai colleghi di 5 Stelle e del PD che bisogna far dimenticare ai siciliani quello che è successo alla vigilia delle elezioni del 2022, delle elezioni regionali, che dopo le primarie purtroppo poi hanno litigato e sono andati separati. Questo significa che noi dobbiamo, molto tempo prima di questa scadenza, dimostrare che abbiamo la capacità di fare amalgama, di fare progetto e far dimenticare anche questi incidenti di percorso che ovviamente minano alla credibilità di ciascuno di noi. Situazione comunque in evoluzione, visto che già ieri per 2 volte il percorso della legge si è fermato. La maggioranza punta comunque ad approvare la contestata riforma entro venerdì. Oggi si concretizza l'impegno assunto un anno fa dal mio governo, che ha dato una vigorosa spinta di accelerazione ai lavori di recupero di Villa Belmonte per diventare nuova prestigiosa sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Sono le parole del Presidente della Regione, Renato Schifani, che ha inaugurato oggi la nuova sede appunto del TAR della Regione Siciliana nell'800esca villa che si trova nel quartiere Acquasanta a Palermo. Queste appunto sono le immagini della inaugurazione di oggi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo subito dopo. Vi porteremo nella nuova sala di controllo del comune di Gela. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, telecamere di ultima generazione, 93 punti di attenzione. Questa è la control room della videosorveglianza di Gela, che è stata appunto inaugurata al commissariato di polizia. Il servizio è di Gerry Italia. Un controllo totale di tutti i quartieri cittadini attraverso 2 sale operative presso il commissariato di polizia e il comando dei carabinieri, con 93 punti considerati a forte rischio, videosorvegliati e in registrazione 24 ore su 24 mediante 26 telecamere di ultima generazione. Gela torna a essere una città videosorvegliata non solo sui cartelli stradali ma nella realtà. Questa mattina infatti presso il commissariato di Via Zucchetto è stato ufficialmente inaugurato il servizio di telecontrollo cittadino da remoto, una rete di sensori collegati tra di loro alle sale di controllo nei comandi delle forze di polizia, in grado di restituire in tempo reale immagini ad alta definizione di luoghi, strade e piazze, un'arma in più nella lotta al crimine messa a disposizione delle forze dell'ordine. Ha vinto la comunità, cioè la comunità gelese può puntare su un servizio di tutela, sui servizi di prevenzione assai utili. Penso che un sistema così innovativo accresca la concezione di sicurezza dei nostri gelesi. I cittadini di Gela devono capire che questo impianto è un regalo di legalità che le istituzioni fanno proprio a loro.
L'impianto è stato realizzato con un investimento di 400.000 euro di fondi comunali. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri 250.000 euro del PON legalità del Ministero dell'Interno, che implementeranno ulteriormente i varchi videosorvegliati e consentiranno la realizzazione di una terza sala di controllo presso il comando della Polizia Municipale. La nuova videosorveglianza dovrebbe essere una delle soluzioni principali per cercare di ridurre danneggiamenti e fatti che ancora oggi incidono sulla sicurezza del territorio. Adesso andiamo al Festival di Sanremo. Quest'anno la Sicilia è rappresentata, per quanto riguarda i cantanti in gara, soltanto da 2/3 del volo. La loro capolavoro sembra essere piaciuta anche alle radio. Sentiamo nel servizio di Veronica Barbarino. Vedete il lungomare di Sanremo alle nostre spalle. Non posso parlare perché mi bippano tutto. Siamo non parlo. tornati al Festival di Sanremo dopo 5 anni dall'ultima partecipazione, con un nuovo brano, seguirà un nuovo disco di inediti e poi un tour quest'estate, quindi ne vedremo delle belle. È arrivato sicuramente potente, ha saputo convincere a dispetto delle critiche, diciamo, iniziali. Si sono un po' ringiovaniti in quello che è il tipo di canzone e di interpretazione, fermo restando che Pietro continua ad avere quella sua impostazione lirica. Mi hanno sorpreso molto Ignazio e Gianluca per il modo molto più pop di cantare. La classifica parziale al momento non li premia, ma il percorso in questo festival, che ha saputo superare se stesso con un ascolto del 65,1% nella prima serata, è ancora lungo e chissà che questa canzone non assurga nel tempo a capolavoro di nome e di fatto. Ci fermiamo ancora, in chiusura ci occuperemo del calcio e del Catania in particolare. Il calcio con il mal di trasferta per un Catania che è caduto anche a Picerno. Per i rossazzurri è la 10ª sconfitta in campionato, la squadra sotto la curva a rapporto dai tifosi. Tonino De Mana. Altro giro, altra trasferta, altra sconfitta. Il Catania esce battuto anche da Picerno e si porta dietro l'ennesima delusione di una stagione con la squadra che finisce sotto la curva ma a rapporto dai tifosi che hanno chiesto a gran voce di cambiare registro. È un Catania che non reagisce e che adesso deve iniziare a guardarsi dietro restando ai margini della zona play-out. Il Catania che poco prima del quarto d'ora aveva avuto una potenziale occasione con Tejo, un po' troppo lento nella conclusione, chiuso in extremis, ne costruisce 2 con Costantino a cavallo dei 2 tempi, decide un gol di Gallo al minuto 20 con gli uomini di Lucarelli spuntati ed imprecisi sotto porta. L'immagine simbolo che dà l'idea della scarsa precisione sotto porta è l'occasione capitata sui piedi di Costantino che si divora un gol praticamente fatto. La sconfitta di Picerno, la 10ª in campionato, non è solo questo però, è frutto di mali antichi e nuovi, di una squadra ridotta all'osso in cui tanti elementi tesserati durante il mercato di riparazione non sono ancora pronti e in generale di una mentalità che non decolla, figlia inevitabilmente di risultati negativi. Nel finale, senza un gioco credibile e con tante idee confuse, ci prova un difensore, Castellini, che su punizione sfiora l'incrocio dei pali. Quindi abbiamo sbagliato qualcosa noi, rifletteremo su quel che ha sbagliato, non ci sono tante parole per descrivere questa partita. Abbiamo perso e dobbiamo rimboccarci le maniche e fare più punti possibili. Se non fai 3 passaggi di fila, diciamo che comunque qualcosa che non va, qualcosa c'è che non va. Ma non è colpa del mister, ma non è colpa nostra, ma dobbiamo riflettere su quello che dobbiamo fare e cercare di giocare con più serenità. L'ultima speranza è ora legata alla Coppa Italia, ma per salvare la stagione serve davvero altro. E l'appuntamento è a questa sera per quanto riguarda il calcio e l'approfondimento sul Catania alle 20:45 in onda con Corner condotto da Angelo Gagliano. Vi lascio invece adesso al nostro Sicilia 24 Focus. L'approfondimento di oggi è tutto dedicato al bilancio sulla festa di Sant'Agata condotto da Lorena Dolci, che tra poco sarà appunto in studio insieme al parroco della cattedrale Barbaro Scioni e alla collega Adelaide Barbagallo. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.